In stretto dialogo con la mostra in corso a Santa Margherita, dedicata a Renato Casaro, l'ultimo cartellonista del cinema, il Museo Salce celebra nella chiesa di San Gaetano, per la prima volta sede espositiva, i 100 anni dalla nascita di Pierpaolo Pasolini e lo fa esponendo i manifesti per il cinema del regista e scrittore di Casarsa, che con la sua famiglia aveva vissuto per diversi periodi anche a Conegliano. Siamo partiti ovviamente dal centenario di Pierpaolo Pasolini, della sua nascita, che è quest'oggi, e l'intento è proprio quello del Museo Nazionale Collezione Salce di ricordare questa figura così importante per la nostra storia e dall'altra parte di creare anche questo suggestivo dialogo con questo spazio, la chiesa di San Gaetano, che è una perfetta cornice per esporre questo nucleo di 21 locandine originali che provengono dalla Cineteca del Friuli di Gemona e quest'opera che è stata realizzata per l'occasione da parte del maestro Renato Casaro. I manifesti provengono dalla Cineteca di Gemona del Friuli, una delle 5 più importanti d'Italia. Che originariamente erano conservati a Venezia presso il fondo da campo, che adesso è a Gemona. Una selezione bella e che fa la sua bella figura. Piccolina ma bella. A Cattone, Mamma Roma, il Vangelo secondo Matteo, Salò, in mostra fino al 3 luglio locandine che costituiscono delle opere a loro volta strettamente legate alla storia e alla società italiane. È veramente un artista poliedrico come gli artisti erano poi nel passato, quindi lui è, come dire, è assolutamente contemporaneo, è stato profetico, ma ha questa forza appunto di grande collegamento con la storia e con l'arte del passato.